Buongiorno e ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Un incendio partito con ogni probabilità dalla stufa accesa non ha lasciato scampo ad una donna di 86 anni morta nel rogo divampato nella sua abitazione ad Aviano. Ester Candotto è stata trovata distesa sul pavimento, ormai senza vita, dalla sua badante questa mattina. Le fiamme si sarebbero sviluppate nella stufa in cucina, raggiungendo prima una sedia vicina, poi l'albero di Natale, per estendersi successivamente anche ad altri locali dell'abitazione che si trova in via Mulino. Dopo l'allarme ad Aviano è stata inviata un'automedica, ma il personale sanitario ha potuto solo constatare il decesso dell'anziana. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione locale. Indagini sono in corso per stabilire se la donna sia morta per le ustioni, per intossicazione da fumo o per altre ragioni. È stata già eseguita l'ispezione cadaverica sul corpo dell'anziana, la salma è ora a disposizione dell'autorità giudiziaria. Oggi sciopero di 4 ore nel privato e per l'intera giornata nel pubblico, indetto dalla CGIL contro la finanziaria nazionale. Il Friuli Venezia Giulia sarà tra le ultime regioni in cui i lavoratori incroceranno le braccia. 3 i presidi previsti in regione, tutti nel pomeriggio. Tra il pomeriggio e la sera si fermeranno autobus e corriere. Anche il Friuli Venezia Giulia scende in piazza contro la finanziaria del governo Meloni in occasione dello sciopero indetto dalla CGIL. Salari, pensioni, scarsi investimenti su sanità e scuola al centro della protesta, che sarà di 4 ore nel privato e dell'intera giornata nel pubblico. La CGIL, come ricorda il segretario regionale William Pezzetta, critica in particolare l'assenza di passi in avanti apprezzabili sulla decontribuzione, sulla riduzione del carico fiscale, su salari e pensione, duramente colpiti dall'inflazione, e sulla flessibilità nell'accesso alla pensione, dal momento che quota 103 riguarderà una platea minima di beneficiari. Sotto accusa nel contempo la scelta di estendere a 85.000 euro il tetto della flat tax per gli autonomi, le misure in materia di condoni e innalzamento al contante che segnano una preoccupante inversione di tendenza, secondo la CGIL, sul fronte della lotta all'evasione. Pollice verso anche sulla sanità, dove l'incremento degli stanziamenti è solo nominale e non reale vista l'inflazione, sulla scuola che non vede nuovi investimenti, precisa il sindacato, al di là del dovuto rinnovo del contratto. E ancora il ritorno dei voucher nell'agricoltura, nella ristorazione e nel turismo, e poi il pesante ridimensionamento del reddito di cittadinanza. Tra i delusi dalla manovra anche i pensionati, visti i tagli al meccanismo di rivalutazione degli assegni all'inflazione. Il Friuli Venezia Giulia è tra le ultime regioni a fermarsi oggi. La protesta riguarderà tutti i settori, con l'eccezione del trasporto ferroviario aereo, dove il servizio sarà regolare. Per quanto riguarda i bus urbani ed extraurbani, la CGIL ha proclamato lo sciopero dalle 16.30 alle 20.30 a Pordenone, dalle 17 alle 21 a Gorizia, dalle 18 alle 22 a Trieste e dalle 17 alle 21 a Udine. 3 i presidi previsti in regione: a Pordenone sit-in alle 14 davanti alla prefettura, a Udine alle 15.30 sempre davanti alla prefettura e infine a Trieste alle 16 in Piazza Verdi. Il traffico illecito di tabacchi, ma anche delle nuove sigarette elettroniche, è stato il focus del convegno organizzato oggi a Trieste da Coldiretti, Associazione Maciste, Osservatorio sulle agromafie ed Eurospes, con l'analisi della situazione attuale e le prospettive future. Nell'occasione è stato presentato il primo rapporto sul commercio illecito in questo settore. In generale, come stanno cambiando i traffici illeciti con il cambiamento delle situazioni geopolitiche? I traffici illeciti, indipendentemente dalla geopolitica, ci sono. La Guardia di Finanza ovviamente è sempre molto attenta nel controllare quello che entra nel nostro territorio nazionale. Siamo in una zona delicata, questa di confine, quindi dobbiamo assolutamente innalzare il livello di guardia. Traffici illeciti di tutto tipo, oggi parliamo di tabacchi lavorati esteri, di sigarette elettroniche, quindi di qualcosa che in qualche maniera sottrae risorse erariali allo Stato se vengono introdotti in maniera illecita. Nel nostro territorio, qui in Friuli Venezia Giulia, abbiamo operato anche dei sequestri importanti, significa che bisogna mantenere elevata la guardia.
In questo senso sembrava che il traffico dei tabacchi soprattutto avesse subito un calo nel corso degli anni, siamo dagli anni 70 a oggi, in realtà c'è stata poi una ripresa importante. Sì, diciamo che non si è mai fermato, probabilmente è meno rilevante per l'Italia, ma è sicuramente rilevante per l'Europa. Molti di questi tabacchi di contrabbando vanno verso il nord Europa, verso la Germania, verso l'Inghilterra, dove l'imposizione fiscale è ancora più elevata che nel nostro paese. Quindi il problema c'è sempre stato, ci sarà ancora, anche perché i tabacchi stanno diventando un bene di lusso sostanzialmente, proprio per l'imposizione fiscale che in qualche maniera cerca anche di disincentivarne il consumo. Una ricerca che ha analizzato i traffici illeciti, si parla dei tabacchi lavorati ma anche delle CIG, un nuovo mercato di fatto parallelo che sta crescendo in maniera importante. Da questo rapporto emerge come il mercato illegale che interessava le sigarette si sta espandendo a questi nuovi sistemi, magari con dimensioni diverse perché siamo all'inizio, ma sicuramente con delle dinamiche che si assomigliano. C'è un'analisi di cosa bisognerebbe fare per cercare di bloccare questi traffici e anche di quali sono le ricadute a livello di salute di questo traffico? Ovviamente i dati empirici ci aiutano a capire come poter intervenire e paradossalmente il primo intervento sarebbe quello di costruire delle politiche fiscali non pervasive e soprattutto di andare a costruire una rete europea in grado di creare una sintesi degli interessi tra tutti gli Stati. Alla scoperta dei luoghi storici di Gorizia e Nova Gorica attraverso un tour guidato gratuito in bus. L'iniziativa, promossa da vari enti, si terrà domani domenica con partenza alle 10 da Piazza della Transalpina. Un tour guidato gratuito in bus per conoscere da vicino i luoghi di rilievo storico a cavallo tra le due città. È l'iniziativa che domani e domenica i comuni di Gorizia e Nova Gorica, in collaborazione con altri enti tra cui Promoturismo e l'azienda provinciale trasporti, proporranno con partenza alle 10 da Piazzale della Transalpina, simbolo di un confine che ha diviso per decenni le due città e che oggi per fortuna non esiste più. Si tratterà di un vero e proprio viaggio nella storia della durata di 2 ore, da Palazzo Coronini Kronberg al Castello Medievale, dal Ponte di Salcano al Monastero della Castagnevizza, dove riposano il sovrano francese Re Carlo X e Maria Teresa Carlotta, figlia di Luigi XVI e di Maria Antonietta, e poi ancora il valico di Casarossa, la chiesa di Sant'Ignazio ed il centro di Nova Gorizia. E non mancheranno gli aneddoti che hanno caratterizzato questi luoghi lungo i secoli. Saranno 2 le guide specializzate, una in lingua italiana e una in sloveno, che faranno da cicerone ai visitatori. I bus potranno ospitare fino a 30 persone a viaggio. Saranno dati in dotazione degli apparecchi audio con cui ascoltare le spiegazioni delle 2 guide. L'iniziativa sarà riproposta anche nel weekend del 7 e 8 gennaio prossimi. Per le prenotazioni è necessario chiamare o scrivere una mail all'ufficio Infopoint di Promoturismo a Gorizia. In una piccola grotta in comune di Stregna, Romeo Vuc ha costruito un presepe con la natività, i re magi e tutte le figure che lo animano, un modo per attirare turisti e i visitatori della borgata nel cuore delle valli del Natisone. Ci sono i pastori con le pecore, il bue, l'asinello, Maria, Giuseppe e il neonato Gesù. Solo che il presepe costruito da Romeo Vuc non si trova in una casa o in una chiesa, ma in una grotta, in parte naturale e in parte scavata a mano. Siamo a Raune, in comune di Stregna, dove il signor Vuc da qualche anno ha deciso di celebrare il Natale costruendo la sua personale natività. Cominciando da poche statuine, ora il presepe si è arricchito di centinaia di figure, tutte inserite negli anfratti e nei pertugi di una piccola grotta, da cui però sgorgano cascatelle e rivoletti naturali. Un modo, dice Vuc, per far conoscere la frazione di Raune a chiunque venga qui a visitare il presepe. Potrete vedere e visitare dove ho cercato di realizzare un paesaggio più naturale possibile. Ci sarebbe ancora molto da fare. Io spero che vi piaccia e tornate a casa con un bel ricordo e una novità da raccontare. Ne siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A voi la linea. Grazie per l'attenzione e buon pomeriggio.